Allora, torniamo a noi, un altro tema, dopo ritorniamo a parlare anche dell'Auser, delle iniziative, eccetera. La questione delle pensioni. Siamo sempre un po' al centro dell'attenzione. Il governo ha preso in mano, dice che prenderà in mano insomma, la concertazione per vedere di arrivare a un incontro, un momento di incontro e di confronto insomma, innanzitutto per uno scivolo più agevole per i pensionati, ma anche per alzare il tetto, il limite delle pensioni basse, minime sembra. Adesso staremo a vedere di che cosa si tratta, speriamo che non sia una mera promessa pre-referendum, tra virgolette elettorale, insomma che qualcosa si addivenga. Lei come la vede? Sì, qual è la situazione soprattutto dei pensionati? Volevo chiarire subito che potrebbe sembrare strano che un'associazione come l'Auser, appunto, che come abbiamo descritto brevemente prima, che affronta argomenti appunto di volontariato, di promozione sociale, di sussidiarietà, di umanizzazione, cioè tutti quei contesti insomma, che stanno dentro a quel grande contenitore che è la nostra Carta Costituzionale, affronti anche gli argomenti delle pensioni. Ma voi affrontate anche questione sanità sì, chiaro. A 360 gradi. Noi affrontiamo appunto questi aspetti del welfare in senso lato, perché la stragrande maggioranza dei nostri volontari, dei nostri soci, sono persone anziane, sono persone soprattutto pensionate e di conseguenza quotidianamente anche chi frequenta l'ambiente Auser è una persona che si trova di fronte alla difficoltà del potere d'acquisto delle pensioni, alla difficoltà dei servizi sociosanitari o socioassistenziali e si trova di fronte anche, diciamo così, alle incognite dei propri figli o dei propri nipoti quando parliamo appunto di sicurezza previdenziale. Allora, inevitabilmente dobbiamo, come si dice, approfondire anche noi, insomma, con il nostro pezzettino di ragionamento, questo sistema di previdenza che è un sistema che non è, diciamo, perfetto, ecco, anche se è uno dei migliori a livello europeo, sinceramente, soprattutto dopo la riforma cosiddetta Dini, conosciuta appunto da molte persone, anche se è molto datata perché parliamo del 1995 come data. Però questo governo, diciamo così, che doveva almeno già iniziare in questi primi mesi dell'anno ad affrontare questo argomento di una vera riforma dopo la controriforma Monti-Fornero, purtroppo non sta dando dei segnali, diciamo, di concretezza. Diciamo così. Intanto perché è vero che ha convocato recentemente le organizzazioni sindacali, ma se tu convochi poi è bene che stabilisci anche un calendario su come affrontare questa concertazione di merito per dare un assetto ben definitivo a questo nostro sistema di previdenza. E invece sono poi uscite giornalistiche, partecipano i vari rappresentanti del governo alle tavole rotonde sull'economia, sugli aspetti più generali, quella più recente fatta qualche giorno fa a Trento, ma nel merito, almeno io, non colgo delle novità, se non diciamo così, degli annunci, io li definisco dei spot, come quello di dare gli 80 euro anche ai pensionati che con però reddito. Poi è venuto meno perché non ci sarebbero... Sì, appunto, poi si fa questa uscita, poi viene ritirata perché non ci sarebbero le coperture finanziarie, e poi l'altro aspetto invece che io ritengo veramente inaccettabile, quello di penalizzare le persone che decidono, insomma, che fanno una scelta di uscire qualche anno prima dal lavoro per entrare appunto nel mondo dei pensionati. Ma perché dal mio punto di vista è inaccettabile la decurtazione, il taglio, la penalizzazione? Perché con il sistema contributivo già quelle pensioni sono, rispetto al sistema retributivo, sono ridotte dal 35 al 40%. Quindi se tu penalizzi ancora di altri 2-3 punti percentuali, porti quelle persone ad avere una pensione diciamo ai livelli di povertà, perché non arrivano ai 500 e 600 euro al mese. Allora non ha senso proporre, o meglio dare la facoltà di uscire soprattutto alle donne qualche anno prima se poi le penalizzi sul reddito pensionistico. Quindi è inaccettabile. Perché poi sarebbero forse quelle che potrebbero avere l'esigenza di chiedere di uscire prima, anziché quelle che hanno pensioni alte. Sì, ma anche lì, perché sempre alle donne chiedere di uscire prima? Perché c'è l'anziano non autosufficiente da accudire, perché c'è il bambino, diciamo così, da accudire, o perché perché non c'è l'asilo nido, per esempio, allora bisogna seguire il bambino a casa. Ecco, credo che sia una scelta, diciamo, tra virgolette, discriminatoria, insomma, ecco. Ma al di là di questo, se c'è questa, diciamo, possibilità, ecco, di poter anticipare di qualche anno l'uscita dal posto di lavoro,
Io credo proprio per il sistema nuovo che si è introdotto dal 2012, che è il sistema contributivo, non puoi penalizzare ulteriormente, perché già quel sistema, ripeto, penalizza soprattutto coloro che avranno il calcolo fatto su tutto l'insieme del mondo del lavoro che hanno svolto con il sistema appunto contributivo. Lo penalizza ulteriormente, questo credo che sia un'ingiustizia dal punto di vista proprio sociale, perché daresti a quella persona un reddito insufficiente. Se tu dai un reddito insufficiente, cosa succede poi? Che quella persona comunque bussa al sistema dei servizi sociali, bussa al sistema di welfare e quindi sei, diciamo, Stato, comuni, regioni, siete costretti comunque ad aiutare quella famiglia o quella persona. E quindi diventa E lo stesso vale per le pensioni basse, cioè è inutile illudere gli anziani che darai anche a loro gli 80 euro e poi automaticamente, non so, un ministro dice questa cosa, l'altro ministro che magari è quello diciamo dell'economia dice no, ecco allora serietà. O ci sono o non ci sono, però al di là di questo bisogna ripristinare comunque un sistema di rivalutazione delle pensioni, perché in questi ultimi 10 anni hanno perso circa il 30% del loro potere d'acquisto e di conseguenza quella media degli 800 euro al mese sono insufficienti per tutte le persone. Bisogna intervenire lì con giustizia, con equità, perché bisogna anche stabilire perché quelle pensioni sono basse, se sono stati versamenti effettuati durante l'arco lavorativo oppure no, che tipo di versamenti sono stati fatti, sapendo che ci sono differenze tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, tra lavoro pubblico e lavoro privato, quindi bisogna fare una disamina complessivamente. Ma complessivamente vuol dire che tu convochi le parti sociali, governo, e insieme definite praticamente Lei le teme priorità. che non vengano convocate sostanzialmente? Ma da quello che io colgo, da quello che noi, insomma, credo che dico noi per dire le persone che seguono un po' questa materia, non vedo grandi spiragli di convocazione, oppure ci potrà essere anche la convocazione, ma ripeto, se la convocazione è finalizzata a fare, diciamo, mi lasci passare il termine, una chiacchierata, non va bene. Il governo deve proporre cose serie e soprattutto fare chiarezza nei rapporti anche con l'istituto di previdenza, perché notiamo molto spesso che tra il presidente Boeri, che è il presidente dell'INPS, e il governo molto spesso ci sono delle opinioni diverse, contrastanti tra loro. Il governo ha convocato, vuol dire che ha preso tempo, nulla di più. Bisogna che si capisca che le parole non bastano più, si dialoga con chi è in buona fede. La sostanza delle cose che dicevamo prima, quindi se tu convochi e poi non dai continuità e soprattutto non metti sul tavolo le proposte vere, e soprattutto le proposte vere significa quanti soldi metti a sostegno di quelle proposte. Perché se prima dici che gli 80 euro ci sarebbero, poi però non stabilisci le fonti di entrata e di spesa, è chiaro che sono parole inutili. Per quanto riguarda invece, adesso vediamo questo altro messaggio, allora, 80 euro agli anziani è una presa in giro come quando dicono che i soldi non ci sono, bugie, perché più volte li hanno trovati, salvabanche, immigrati, eccetera. È chiaro che i soldi potrebbero esserci. Per esempio, se si fa una campagna mirata su un pezzo, non dico su tutto perché poi fare anche qui demagogia non serve, però se fai una campagna mirata di iniziative di controllo su quella sacca di evasione, che qui si parla di quasi 200 miliardi di euro all'anno, sono convintissimo anch'io che gli 80 euro si possono trovare per gli anziani. Come si sono trovati per i lavoratori dipendenti, si possono trovare per gli anziani, però ci vuole anche qui la volontà. Perché è vero che hanno fatto dei passi in avanti sul versante della legalità, perché questo bisogna riconoscere lo sforzo fatto dalla Guardia di Finanza, degli organi di controllo, insomma. Però, ripeto, sono ancora tanti 200 miliardi di evasione fiscale, perché poi quando parliamo di evasione fiscale c'è un pezzo consistente di evasione contributiva. Ecco per questo che anche le casse dell'INPS sono in sofferenza, perché se c'è evasione fiscale c'è anche evasione contributiva, quindi se ci fosse la volontà si può benissimo trovare le risorse se si interviene appunto in quel sistema di illegalità che purtroppo attanaglia molti pezzi della nostra economia e molti pezzi del nostro paese. Lo scivolo che è stato proposto anche da Renzi sostanzialmente con il finanziamento da parte della banca oppure da un'assicurazione per quella parte, quel quid che il pensionato dovrebbe mettere, appunto versare, non avendo i soldi per versarlo fa un finanziamento e poi una volta che consegue la pensione gli viene decurtata la parte. Come la vede? Sì, anche questa è una proposta che difficilmente potrà trovare consenso, perché praticamente il governo mi dice tu vai in banca
chiedi, non so, per 3-4 anni il finanziamento, quindi la banca praticamente mi dà, tra virgolette, la retribuzione, mettiamola così. Oppure un'assicurazione. Sì, ti dà una retribuzione, ti dà diciamo, la pensione virtuale, te la dà, no? Poi quando tu vai in pensione, ogni mese per 20 anni c'è una trattenuta. Ma uno fa un calcolo, perché può essere fatta quella scelta lì, ma se sono sicuro di avere una pensione medio-alta, mi spiego meglio, se alla fine della mia attività lavorativa avrò una pensione, non so, di 1.000 euro e devo dare ogni mese alla banca, restituire, o meglio alla banca, non so, il famoso quinto, e quindi vuol dire circa 200 euro al mese. È chiaro che diventa difficile poi poter vivere. Invece il 5%, il 10%. Sì, la sostanza è praticamente come quel sistema che lo chiamano il famoso un quinto, perché tu fai richiesta il prestito all'INPS, poi ogni mese ti trattengono un quinto della tua pensione. No, lì invece dovrebbe essere il 5-10%. Sì, ti danno questa facoltà di percentualizzare dal 5 al 10%, però quindi arriviamo anche al 5%. Se ogni mese non ho il minimo vitale, che può essere i 1.300, i 1.400 euro, ripeto, netti, non lordi, diventa difficile poi poter compensare anche questo tipo di sforzo. Ma ripeto, se io poi mi devo vincolare per 20 anni con questo rapporto con la banca, diventa tutto complicato, insomma, ecco, dovevo trovare delle forme più semplici, che può essere appunto il part-time, che può essere praticamente questo accompagnamento all'uscita in maniera più soft, che vuol dire ridurre di qualche ora, ma per avere poi comunque la parte mancante o dall'INPS o anche dal sistema bancario, ma con forme diciamo molto più elastiche. Soltanto che il discorso è che si vogliono creare dei posti in più magari per i giovani, mandando in pensione ma chi tu deve lo crei andare. Se anticipi l'uscita di queste persone, non se trovi questi escamotage un po' machiavellici, perché poi è così il sistema. Dove sono i soldi? Evasione, ma soprattutto burocrazia. Quanti dipendenti statali ci sono inutili solo a mettere timbri e fare presenze? Attenzione, non dico tutti, dico che sono in troppi. E troppi non troppi, però purtroppo, cioè, dato di fatto, se si licenziano dopo pesano sul che negli ultimi sociale. anni è stato un blocco totale del turnover nel pubblico impiego, non è assolutamente vero che c'è diciamo un aumento, è stata una riduzione notevole, non a caso recentemente ad esempio i vigili del fuoco, che sono parte del sistema dei servizi pubblici, hanno protestato perché non ce la fanno più. Sì, ma anche la burocrazia però no, infatti, leggiamo un attimo un altro messaggio che, se cortesemente, accenniamo al discorso della burocrazia, vediamo se ci mette in onda la regia il messaggio che non siamo riusciti a leggere. Nel governo hanno anche il parrucchiere nei piccoli comuni, 7 briciole di euro solo briciole di euro non scaricabili in ogni ristorante, senza contare che un pranzo a quel prezzo non esiste, e soprattutto in mezz'ora i grandi mangiano i piccoli come al solito. Sostanzialmente, al di là di queste sono polemiche, anche il sistema della burocrazia va a pesare tantissimo. Questo pesa anche nel no profit, per assurdo. Sì, infatti, io prima appunto dicevo che speriamo appunto che queste deleghe del governo, quando saranno emanate, diano appunto questa tranquillità sul versante della burocrazia, perché la burocrazia veramente attanaglia l'economia, attanaglia il volontariato, attanaglia il terzo settore e di conseguenza penalizza. Diciamo che negli ultimi tempi, grazie anche all'evoluzione del sistema informatico, molta burocrazia è stata ridotta rispetto a quella che conoscevamo nel passato. Però è vero che siamo ancora dentro un percorso, io dico, di troppe carte, di troppe timbri, come prima leggevo nel messaggio, che bisogna superare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire utilizzare meglio quel personale. Per esempio, in alcuni uffici amministrativi del sistema sanitario è bene snellire e spostare quel personale sul versante dell'assistenza alle persone, all'aiuto alle persone. Questo credo che sia possibile farlo. Una specializzazione diversa. E ripeto, molte aziende USDA qui in Veneto hanno fatto questa scelta, di informatizzare molto la parte cosiddetta burocratica, la famosa partita dei ticket, delle prenotazioni e quant'altro, e utilizzare il personale ovviamente adeguatamente preparato e formato su altri versanti dell'assistenza all'interno dei reparti o nell'assistenza domiciliare, quindi hanno dato anche una valorizzazione professionale a quelle persone. Bisognerebbe farlo anche in ambiti amministrativi diversi, che vanno dai comuni alle regioni e alle famose ex province ormai, perché se dovesse passare il referendum siamo di fronte alle ex province. Il nostro volontariato, un'eccellenza del nostro territorio, un patrimonio da salvaguardare e non limitare con vincoli burocratici. Sono pienamente d'accordo e ringrazio
questo telespettatore o questa telespettatrice, perché è vero, bisogna dare questo supporto di aiuto, ecco, per quello che sosteniamo la riforma. Sapete quante risorse umane si possono valorizzare con il volontariato rendendo più giovani i nostri anziani? Facciamoli partecipare alle attività del territorio. Questi sono dei suggerimenti, no? Sono suggerimenti che stanno dentro appunto ai nostri inviti più volte fatti alle persone anziane di entrare nel mondo del volontariato per essere soggetti attivi. Come diceva allora adesso appunto nell'ultima parte voglio dedicare proprio a questo, visto che tra l'altro anche noi riceviamo di telefonate di persone anziane che ci chiedono come fare eccetera, quindi con le modalità, vediamo di spiegarle bene, capire cosa si può fare, in che termini, e dopo la pubblicità tra poco.